Buonasera e ben chiatascun Gnovis, un uomo di 36 anni, all'estate salvato. I suoi colleghi con le indicazioni al telefono dal personale sanitario. È succeduto a Pordenone, in aziende, dove che l'uomo al lavorare. All'improvviso si è buttato a terra, i colleghi si hanno clamato aiuto. Al telefono l'operatore dei servizi sanitari ha guidato i colleghi dall'uomo in primi scuris, intanto che sul puesto arrivava l'ambulanza. E proprio le operazioni dei colleghi sono state fondamentali per mantenere l'uomo in vita e arrivati dai sanitari sono stati portati in urgenza massima in ospedale a Pordenone. All'invidia un cliente chiocca la fur dal locale, perdute risposte al vendi sfigurata, colps di bottiglie. Le succeduta a Trieste, in un locale, l'aggressore dopo aver ferito l'uomo dipendente dal locale, le schiampate. Sui sei sense si sono mettuti agenti di polizie che hanno lat da uri in maniera letterale lis maglis di sangue lasciati dall'uomo fino a chiattalo, intanto che al cirive di squindisi in tal spazi schialis di un condominio impugnante anchimò il crep di Veri. Alle un uomo di 30 anni, residente in Puglia, che è stato arrestato per lesioni, dam, resistenza e violenza a ufficiali pubblici. E sempre a Trieste è succeduto un altro episodio di violenza e dams di un locale. 3 giovani, anche in che scasse, slontanati dal bar perché avevano bevuto, hanno deciduto di svindicarsi buttando una bottiglia incendiaria e quindi le vetrine delle botteghe cence in maniera fortunata arrivata fuoco al locale. A individuare in che scassa sono stati i carabinieri che hanno denunciato 3 giovani tra i 20 e i 30 anni di origini balcaniche. La Regione ha assegnato al Comune di Udine 3 milioni di euro per far partire il nuovo progetto dal Palasport Carnera. In grazie de Unione di investimenti pubblici e privati, la chiesa udinese dal sport e diventerà un centro multifunzionale a avanguardie. Al Palacciut di Cumò saranno giuntati 3.500 posti assentati, fatto doppiante la capacità. Avvegneranno costruiti anche un altro campo per allenamenti, un spa, un alberghe e un centro di congresso di 500 posti. Con che lavoro, signor Carnera potrà anche ospitare grandi avvenimenti e concerti. A commentare l'inviamento dall'iter per i lavori al Carnera, a lei la scendi di Udine Fontanini. Sentinlo. Ho voglia di mettere a posto il Carnera, tornare a farlo diventare un look di spettacolo, come che l'estate tagliamo in da ora, come purtroppo i posti che sono a disposizione non sono sufficienti, e allora con questa azione, che mettate besi, mette il comune, mettate, mette i privati, lo torniamo a portare a 7.000 posti. Quindi diventerà non solo un look che si fa sport, in particolare il basket, ma anche spettacoli musicali, spettacoli di cultura. Quindi un intervento, un lavoro importante per far diventare il Carnera un look che si fa attività quasi ogni dì dall'anno. Non saranno limitazioni all'uso di stuis e camminezza all'ENS in tal plan regionale de qualità de AIAR, a confermarlo è stato il presidente regionale Fedriga. E è una polemica di Bant, alla dit Fedriga, perché la unica fattispecie la che si potesse impedire scaldamento all'ENS è l'infrazione per più di 13 dal SOIAR di PMDIS, ma in corso di discussione dal piano viene deciduto di avere queste casistiche. E come spazi ai rubriche Gnovis dal Monte. E viaggiamo questo appuntamento con Gnovis dal Monte, attaccante de Argentine, dulà che non si sono fermati anche i molis, fiesti, spevitorie dal Mondiale de Bande de Nazionali Sudamericane. Il presidente Società Furlane di Buenos Aires, Eduardo Baschera, non sconte qual è stato il clima attaccante di domenica di sera. La domenica la selezione argentina ha vinto la Coppa del Mondo di Ballon da spo di una partita che aveva cominciato a misdì ore argentine. Che 130 minuti hanno avuto allegria, baticur, pore, speranze. Tutti gli argentini attorno al mondo e un gruppo di altri che si sentivano in ogni si sono giuntati in un sol cur per batti forte in ogni rigore. La Int si era buttata fuori per gli insieme e sentirsi al mancul di Nuf vincitore.
qualchidun all'elata al Fogolar Furlan di Buenos Aires, altri, quasi tutti, all'obelisco in centricità. E così all'estate in tutti i cantons, dalla che ieri in Argentins, a Torpalmont, anche a Udin. Parce che gli argentins, tanti figli di immigrati, hanno conosciuto di la via. De Argentine si muovono a Brisbane in Australia, dove che 11 dicembre il Fogolar Furlan ha eletto il nuovo consiglio direttivo dopo la tragica sparita del presidente Pio Martin. Il nuovo presidente è Salvo Agnola, che sarà accompagnato in direzione di che il più antico Fogolar di Australia di Maria Enrico Albanese, Mara Fachin e Giuliana Giavon, che stinquinti è stata l'ultima a essere ospitata da sede storiche, che era quel Parange, duci Furlans di Brisbane e dal Queensland. Il Fogolar alle comune ricerche di una nuova sede che sarà creata dentro le feste de patrie dal Friuli dal 2023. E torniamo in Italia a Milano, dove che il Domo di Milano ha ospitato la tradizionale messa di Nedal par Furlan, organizzata dal Fogolar Furlan de Capitale Lombarde. A Viergi la funzione è stato il vescovo di Milano, Mario Delpini, che ha voluto portare il saluto ai presins Furlans. La messa è stata celebrata dei Sari Ilario Virgili, Plevandi, Pasian di Prati, insieme a Sar Marco Luca e a Pari Giuseppe Segran. Anima la liturgia è stata della corale Ottetto Herman di Lavoretti in Planche, ha chiantata anche Steluti Salpinis, culis congratulazioni dall'arcivescovo Delpini. L'avvenimento era reclamata a Milano, Furlans di tutte le Lombardie, con tune nutrite rappresentanze dal Fogolar di Bergamo e di Brescia in costume tradizionale. E per usignota le dute, nuove saltorne, domani sera sempre snuff, mancul vin sozzere. Mandi e buone serate dei Viodisi.